Sulla costa per Alghero, a nord della marina di Bosa della Fossa del Temo, vive e prospera l'ultima colonia di grifoni esistente in Italia. È qui che il più noto dei fotografi italiani di rapaci, Domenico Ruiu, viene periodicamente ad esercitarsi con binocoli e macchine fotografiche. È da qui che trae ispirazione. Ho iniziato con i grifoni del Supramonte e poi mi sono spostato ai grifoni di Bosa perché quelli, ahimè, sono scomparsi. E qui è iniziata ad avere un'avventura straordinaria che mi ha portato a riprendere i rapaci in diverse parti d'Europa e in alcune parti del mondo. In Sardegna devi ancora studiare la situazione in un modo tale che non vedano la tua presenza. Io qui in zona ho costruito decine di capanni. Il capanno serve proprio per quello, perché il capanno deve essere perfettamente inserito nell'ambiente, il rapace non deve cogliere il capanno, una volta che si posa sul capanno vuol dire che mi metti dato bene, a quel punto sei nella giusta strada. Nella sua costante attività di osservazione non si limita all'esercizio estetico, ma è in grado di fare una valutazione approfondita dello stato di salute degli uccelli predatori ancora esistenti nell'isola, rapaci che in questo contesto ambientale trovano le condizioni essenziali di vita, ed è così in grado di affermare che non sono essi a rappresentare il maggior pericolo per gli animali al pascolo. Il cane randagio quando uccide per uccidere, non per mangiare, nel senso che io qui, proprio qui, una notte la mattina mi sono affacciato e c'erano 23 pecore sgottate dai cani randaggi. La volpe uccide una pecora, l'aquila mangia un agnello, il cane randagio va ad avere un danno veramente grave. Questo danno secondo me non è recepito in pieno da chi dovrebbe legiferare in materia. Senza pastorizia non c'è futuro per i rapaci e per descriverne il fascino, la bellezza austera e l'eleganza, Domenico Ruiu ha recentemente pubblicato un volume extra large da collezione formato 51 x 36 cm, 316 pagine in 4 lingue, italiano, tedesco, inglese e sardo logudorese, con la traduzione di suo fratello Franco Stefano, e un totale di ben 533 fotografie, la gran parte inedite. Questo appassionato naturalista che fotografa con dedizione ed amore in gioventù era stato cacciatore. Proprio di questo e di cosa l'ha indotto ad abbandonare il fucile per preferire la macchina fotografica parleremo nella seconda parte di questo racconto. Appostamenti, giorni di attesa, condizioni atmosferiche particolari per mettersi nelle migliori condizioni di lavoro. Come avviene la preparazione ad una battuta fotografica? L'imprevedibilità in questo genere di lavoro è la norma, non è più imprevedibile, ma è prevedibile, nel senso che l'insuccesso fa parte della programmazione. Quando alla fine di un anno ti sono andati bene il 40% dei tentativi di fotografare i selvatici è già un ottimo risultato. Quante volte si rischia la vita per fare queste fotografie? Ma si rischia la vita forse eccessivo. Sicuramente bisogna utilizzare molta cautela. Utilizzare molta cautela perché comunque non stai fotografando in ambienti normali, ma ti devi adattare all'ambiente dove vive il selvatico. Io ricordo perfettamente, soprattutto per esempio una notte in Corsica, stavo fotografando il falco pescatore e l'unico punto dove io potevo riposare durante la notte era una cencia da niente su uno strapiombo e mi sono dovuto legare, perché altrimenti correvo il rischio, addormentandomi, di cascare giù. Dagli Stati Uniti all'Europa, agli angoli più segreti dei costoni rocciosi sardi, Domenico Ruiu cominciò ad amare i rapaci in un modo del tutto particolare. La mia è una storia che è iniziata molto presto, quando da bambino avevo visto un grifone legato ad una zampa, trainato da un carrabui a Nuoro. La gran parte delle persone lo guardava impaurita o quantomeno a distanza, io ne rimasi subito ammaliato. Credo che lì sia iniziata la storia. Ma quell'emozione non gli impedì di diventare cacciatore, attività che esercitò per anni contemporaneamente a quella di documentarista.
Alla fine la contraddizione gli venne fatta esplodere in un modo diretto, con quella semplicità e innocenza che soltanto i bambini riescono a conservare. Documentando gli animali iniziavo ad andare nelle scuole per fare un'attività che dura 30 anni, di cui sono davvero molto orgoglioso, che è quella di portare il messaggio dell'ambiente alla scuola. E ammantavo la caccia di 1000 giustificazioni per giustificare il mio essere anche cacciatore. Andava bene, sino a quando non c'era il bambino che sollevava il ditino e ti diceva: sì, ma se gli vuoi bene perché li uccidi? E a questa domanda è davvero molto difficile rispondere. Non mi piace quando mi definiscono un cacciatore pentito. Io non sono un cacciatore pentito, perché quando l'ho fatto ho cacciato con determinazione e con volontà. Però non sono mai stato un cacciatore sportivo. Io non credo al cacciatore sportivo. Il colpo finale comunque me lo ha dato Antonello Monni, un caro amico che allora era presidente del WWF Sardegna, che ha presentato un mio libro che si chiama Compagni di viaggio e che era la storia una rappresentazione della fauna della Sardegna. Nella mia prefazione io avevo scritto che comunque questo messaggio a chiunque arrivasse, fossero essi i contadini, allevatori, escursionisti eccetera e cacciatori, era un messaggio per gli animali. Antonello, con una cattiveria elegante, scrisse a penna a matita e con tratto sottilissimo, dopo la parola cacciatori, parentesi, non si spara ai compagni di viaggio, punto esclamativo, chiusa la parentesi. Finita la mia storia di cacciatore. Ora i suoi compagni di viaggio hanno un fortissimo alleato che con le sue immagini, il racconto delle sue avventure, le sue appassionate testimonianze può far conoscere a fondo un mondo che l'uomo e l'ambiente non possono permettersi di vedere sparire.